Ben arrivati alla nostra diretta, grazie di essere con noi in studio ai nostri ospiti, ve li presento subito così incominciamo con gli ospiti, poi ci addentriamo anche nel tema. Rosanna Filippin, segretario regionale del PD, nonché assessore al bilancio al comune di Bassano del Grappa. All'urbanistica, non so perché l'ho associata al bilancio, perché penso che abbia molto a che fare anche con i finanziamenti e quant'altro. Assessore all'urbanistica di un comune, questo lo sottolineo perché poi ci interesserà tornare su questo argomento. Giovanni Endrizzi, Movimento 5 Stelle, ben arrivato anche a lei. Ben ritornato Bruno Cesaro alla destra. Buonasera. Grazie di essere qui. Alessio Morosin, Veneto Stato. Buonasera. Allora, siamo collegati con Pordenone, Pier Antonio Rigo, presidente SEL Pordenone. Ben arrivata anche a lei in studio. Grazie a voi, buonasera. Allora, il tema è questo, un po' alla luce dei cambiamenti che sono in essere, quello che si nota da distante, quindi dal nord-est guardando Roma, un accentramento molto forte. È in previsione una riforma istituzionale che vede un esecutivo presente, un esecutivo che comunque vuole concentrare in sé molti poteri, le regioni in parte esautorate, quindi si va a toccare l'articolo 117, si crea una commissione paritetica su certe competenze che sono condivise tra Stato e regioni e poi soprattutto si vuotano in un modo o nell'altro le casse degli enti minori, gli enti locali, da una parte i comuni con il netto diniego di trattativa sulla tesoreria unica, questa è la notizia di quest'oggi perché c'era l'incontro tra il presidente dell'ANCI nazionale e naturalmente il nostro governo che ha detto no trattativa e poi naturalmente altri provvedimenti, altre situazioni che fanno comprendere che si va verso una forma di centralismo spinto. Riforma elettorale, altro aspetto interessante perché ci sarebbe lo sbarramento al 5%, divieto quindi di transitare le formazioni minori, ma a questo punto questa forma di democrazia che si va a manifestare è una vera democrazia? Può uno Stato comunque tecnico che dir si voglia, perché non è uno Stato, è costituito in una via del tutto provvisoria, non era quello scelto dai cittadini, bisognerebbe andare alle elezioni, prendere provvedimenti di questo tipo, quindi vabbè agire sulla fiscalità, vabbè sul lavoro, vabbè sulle pensioni, ma andiamo a toccare adesso gli aspetti della democraticità. Sta bene ai nostri esponenti politici locali che rappresentano ognuno i cittadini, diversi modi di pensare questo oppure no? La Lega nel frattempo è in piena lite col PDL, parole forti e pesantissime da parte di Bossi, non ne parliamo in modo espresso questa sera perché ci mancano gli esponenti PDL e Lega, ma questa è l'altra situazione, il PD che ne esce un po' così dalle elezioni di Palermo. E sentiamo, cominciando per questo, esatto, Rosanna Filippin che cosa ne dice, così vediamo subito. Tantissimi degli argomenti, da che cosa cominciamo? Cominciamo di questa del PD, questa ultima vocale. Noi abbiamo un sistema per scegliere i nostri candidati nelle competizioni elettorali, si chiama primarie. Magari è uno strumento che ha bisogno di qualche aggiustamento, ad esempio in situazioni come quella di Palermo abbiamo il problema di non avere ben definito l'albo degli elettori, cioè chi viene a votare prima, ma detto questo è un sistema che per noi funziona. Scegliamo un candidato, di solito dopo le primarie, magari il PD ne esce un po' malconcio, ma l'importante è che si vincano le secondarie. A Milano abbiamo perso le primarie con il nostro candidato, ma abbiamo vinto le secondarie con Pisapia. Allora, io ci sto anche a perdere qualche primaria, a me interessa che la competizione elettorale poi veda il candidato del centro-sinistra vincente nella competizione invece con il centro-destra. Questo per rispondere alla questione Palermo. Poi è una questione molto locale dove sicuramente ci sono anche altre problematiche. Come al solito fa notizia dove noi abbiamo qualche problema, vedi questo, vedi Genova, non fanno notizia gli altri 18 comuni, alcuni anche nel nostro territorio dove le primarie si sono svolte. Ha vinto in assoluta tranquillità il candidato del Partito Democratico, ma quello è risaputo. Perché c'era una figura di spicco, era stata scelta una figura di spicco. Palermo è la quinta città d'Italia come numero di abitanti, forse anche quello.
Anche questo, che ne so, magari Bassano, sicuramente... anche noi avete fatto le primarie a Bassano, magari No, Bassano... a Bassano non abbiamo fatto le primarie perché il nostro candidato era il nostro candidato Rubano. che poi ha vinto, era provenienza UDC, ma questo non è un problema. A me interessano le secondarie. Perfetto. Io vorrei essere garbato questa sera e mi metto, diciamo, in coda alle persone più esperte di politica. Vorrei portare il punto di vista dei cittadini. E dal punto di vista del cittadino non è chiaro perché lei usa il termine io ci sto a perdere, perché se a scegliere sono i cittadini non perde mai nessuno. Questo che allora, sto dicendo. lei sta però invece dicendo che le logiche degli schieramenti alla fine portano sempre quel pizzico di rammarico. L'abbiamo visto con Vendola, l'abbiamo visto con Pisapia. No. Noi vorremmo, io ho detto una cosa ben invece diversa. che finalmente una volta quello che i cittadini decidono fosse accettato, punto, Ma perché festeggiando. non abbiamo fatto forse qualcosa di diverso? Ad esempio a Milano il candidato del Partito Democratico, che era Boeri, ha perso, cioè in un momento in cui un partito sceglie un proprio rappresentante, ritiene che quel rappresentante sia la persona migliore a ricoprire quel ruolo. I cittadini di Milano che hanno partecipato alle primarie hanno deciso diversamente, abbiamo rispettato senza nessun problema quel risultato, ha vinto Pisapia e il Partito Democratico a Milano è andato al 29%, aumentando di 10 punti percentuali. Io vorrei sempre che accadesse questo. Questo significa rispettare la volontà dei cittadini. Dovreste dirlo anche alla signora Rita Borsellino. Stamattina ho ascoltato una divertente intervista da Radio 24, l'ha ascoltata anche lei? Sì, e ecco, non è piaciuta. Adesso per rifarmi a quello che diceva l'esponente dei 5 Stelle, non è che festeggiasse particolarmente la vittoria, come si chiama? Non Cettola, qualunque quell'altro, quello che assomiglia fisicamente a il candidato Ferranducci. Chiamiamo Ferranducci. Ecco, non mi sembrava fosse così entusiasta la signora Borsellino, insomma. Ma probabilmente non sapeva che doveva essere contenta comunque. No. Magari glielo dovete dire prima, no? Allora, tu perdi, ma devi essere contenta comunque. Ci sta che qualcuno che è rimasto, che si è, fra l'altro una persona come Rita Borsellino, con la sua storia, con quello che rappresenta nella città, sia stata la storia ce l'ha il fratello, ma anche lei, voglio dire. Anche lei, ma ci mancherebbe anche altro, però voglio dire che a me interessa di più capire la storia del fratello di Rita Borsellino, no? Fratello che era lei lo sa, no? Un iscritto al FUA, uno che si diceva votasse Movimento Sociale Italiano. La sorella adesso fa il candidato dei comunisti, cioè non dei comunisti, come che vi chiamate? Democratici. Partito Democratico. Probabilmente i palermitani sta roba l'hanno intesa un po' così. Insomma. Io penso che sia opportuno fare qualche riflessione un po' più ampia. Nel senso che la democrazia è una cosa complessa e difficile. Churchill diceva che è il peggiore degli strumenti, ma non ne ha trovato uno di migliore. E parlare di democrazia in relazione alle primarie, a questo tipo di primarie che qualche partito sta cercando di sperimentare, perché è una sperimentazione, lascia un po' perplessi. Se noi teniamo conto che il numero dei partecipanti a queste votazioni ha una percentuale, vorrei dire quasi banale, rispetto alla quantità degli elettori potenziali, noi capiamo che il test è un test che andrebbe, diciamo, valutato con molta più prudenza. Posso fare una semplice obiezione? Diciamo che è un tentativo, però la cosa che a me pare rilevante e valga in generale per tutti, chiunque intenda fare le primarie, sta nel fatto che non è vero che sia, come diceva l'amico 5 Stelle, che sia una competizione alla pari, perché in realtà i partiti, l'abbiamo visto proprio nel caso Palermo, riescono con la loro influenza, o pensano di riuscire con la loro influenza, la loro organizzazione, di indirizzare il consenso verso un candidato piuttosto che l'altro. E perché lo fanno? Ecco, lo fanno perché i partiti non sono avvezzi ad ascoltare la vera volontà della base, tant'è vero, se noi andiamo a considerare qual è il consenso che riscuotono i partiti, sappiamo che i sondaggi li danno tra il 5 e, quando va bene, negli ultimi 6 mesi il 6-8%, quindi un livello così basso non si è mai rilevato. Ma come è stato giustamente poco fa osservato,
Non abbiamo un sistema migliore se non quello democratico. No, ma bisogna stare attenti per far passare un metodo democratico, la consultazione primaria, che come ha osservato qualche editorialista anche oggi del Corriere della Sera, non parte alla pari. Vogliamo presentare come un passaggio di competizione democratica quello che invece è un'infiltrazione ulteriore di un potere, quello dei partiti, che ormai è collassato nella credibilità, che non ha più rappresentanza e non ha più una proposta che sia credibile, come un aspetto democratico. Non è vero, non è vero, perché... Mi spiace, non ho la stessa opinione, altrimenti i candidati sindaci, ad esempio in situazioni come questa, verrebbero scelti da chi? Se non da piccoli gruppi, chiamiamoli così, di potere, che possono essere le segreterie dei partiti, ma possono anche tranquillamente essere gruppi di potere di natura o di stampo diverso. Non ho la pretesa di pensare che il passaggio attraverso le primarie sia l'apoteosi della democrazia, no. Ma mi sembra uno strumento che con tutti i suoi difetti sia migliore della scelta all'interno di una stanza. Dopodiché i cittadini sono sovrani, decidono nelle secondarie chi rappresenterà il loro territorio. Allora io credo alle primarie, e finisco, soltanto se alle primarie partecipano gli iscritti a un partito. Perché se partecipano altri soggetti, i cosiddetti liberi cittadini, si rischia, io credo che sia il caso di indagare su quello che è accaduto a Palermo, che altre forze molto più organizzate, e non vorrei parlare di soggetti meno che abituati a vivere nella legalità, possano condizionare addirittura, o forze economiche, che possono organizzare masse di elettori che vanno a inquinare quello che è un apparente strumento di democrazia. Quindi, ci vuole coerenza, dire, però. Un attimo solo, Rigo da Pordenone, sentiamo cosa ne dice anche lei al riguardo, se no lo teniamo fuori dal circolo. No, ho seguito molto attentamente il dibattito. Noi siamo favorevoli ovviamente al principio delle primarie. Vorremmo che questo venisse applicato in tutti i luoghi dove si va a votare. Ciò non avviene. L'anno scorso, ad esempio, a Pordenone, nonostante la nostra richiesta reiterata anche, sono state rifiutate, proprio anche dal Partito Democratico, le primarie. Non solo, il sindaco candidato uscente, alcuni dicono del PD, alcuni dicono neppure scritto, addirittura ha posto uno sbarramento nei confronti delle forze di sinistra, nel nostro caso specifico, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'IDV, eccetera. Poi sono d'accordo anch'io che evidentemente le primarie, perché abbiano una funzione, diano indicazioni precise, devono essere regolamentate in maniera molto puntuale. Del resto mi pare che anche il regolamento stesso delle primarie prevede la consultazione qualche mese prima, non a ridosso delle elezioni, come ad esempio è avvenuto a Palermo. Dovrebbe prevedere anche una sicurezza rispetto ai votanti, ovviamente che si riferiscono comunque nel caso di primarie allargate a forze del centro-sinistra, perché altrimenti possono succedere casi spiacevoli. Sono convinto anch'io, quanto è stato detto da alcuni che sono intervenuti prima di me, che probabilmente anche il caso Palermo è emblematico. Mi pare molto difficile anche a me pensare che tutto quanto sia andato per il verso giusto. Però dico, ecco, se si fanno le primarie, ripeto, primarie sempre, dove si vota, e soprattutto anche con regolamentazioni precise. Le primarie sono state un pochettino così prese da quella che è una tradizione americana, però dovete sapere bene che le primarie in America sono regolamentate in maniera molto precisa. Un anno prima vengono indicate le liste, quindi si sa se l'elettore effettivamente è di quel partito o meno. C'è tempo, un periodo abbastanza lungo ovviamente per prepararle, i candidati a loro volta possono prepararsi, possono presentarsi con i programmi. Quindi c'è tutto un sistema diverso. Con i programmi. E quindi c'è tutto un sistema diverso. Io non dico che bisogna fare assolutamente così come si fa altrove o in quei luoghi, eccetera, però dare più garanzie sia per i partecipanti alle primarie, sia soprattutto anche per chi è chiamato poi a indicare gli eventuali candidati, credo che sia veramente una necessità, perché altrimenti purtroppo possono succedere casi spiacevoli. Sì, io credo che ci voglia coerenza, perché invocare il riconteggio dei voti a posteriori al cittadino comunica una cosa, che queste primarie sono una foglia di fico.
sono semplicemente un paravento per dare l'illusione al cittadino che è veramente scelto. Solo occasionalmente, e per fortuna qualche volta, le uova nel paniere si rompono, i cittadini riescono ad avere una qualche novità, perché il sistema è questo, c'è poco da fare. Ma posso chiedere una cosa a lei che sì? Ma per votare a queste primarie qua a Palermo bisogna essere iscritti al Partito Democratico? No, bisogna però firmare perlomeno... allora posso dirle, allora ha ragione Morosì. C'è proprio ragione di solito. Noi in realtà quasi sempre. Non so che cosa sia stato, posso dire? Non so cosa sia stato fatto esattamente a Palermo. Volevo finire la domanda, io signora. Ma certo, io sto magari dicendo... se le faccio la domanda poi lei risponde anche meglio, senza se la conosce prima. No, perché a volte uno succede che risponde a delle domande che devo ancora fare. Posso rispondere? Allora, il mago Telma è successo una volta, però lei magari ha capacità che io non conosco. No, mi aveva fatto una domanda precisa. No, la dovevo finire, allora, ma va bene lo stesso. Posso rispondere? Bene. Prego. Per quanto mi compete, cioè nel Veneto, noi abbiamo il registro di coloro che hanno partecipato alle primarie le volte precedenti e quindi è un registro che noi possiamo consultare per verificare chi si presenta alle successive primarie e se ha votato. Mi scusi. Sentiamo la domanda completa. No, ma se a Palermo mettiamo che un quartiere di Palermo, il quartiere Zen, decide 70.000 persone di andare, ci vuole €1 per votare, mi pare, no? Almeno qui da noi, lì magari costa un po' meno la vita, faranno 80 centesimi. Ma voglio dire, decidono 70.000 persone di andare a votare per Fernandelli, come si chiama? Per la Borsellino. Per la Borsellino, no, ma mettiamo per Fernandelli, no? Perché la Borsellino probabilmente... Ma lei non ritiene che magari succedesse una cosa del genere? E quei 70.000 non potrebbero decidere di andare a votare per le cosiddette secondarie? Ma lei non ce li ha questi 70.000 nelle liste delle elezioni precedenti? Io ritengo che le primarie, per avere una valenza protodemocratica, neanche pseudodemocratica, dovrebbero essere riservate agli iscritti dei partiti che poi devono partecipare a questa coalizione che nominerà il candidato sindaco. Cioè, io pensavo le giuro davanti a Dio, io non è che sono molto avvezzo a sta democrazia, queste robe qua. Noi nei nostri partiti si decide chi fa il sindaco ed è deciso e non se ne parla più. Ma voglio dire... Se si è in pochi si fa anche presto. No, vabbè, Veneto Stato che sono ancora meno, fanno ancora prima di noi. Voglio dire, ecco, ma loro eleggono il Doge, per cui una volta ogni 600-700 anni. Pensa per la tua, no, ma infatti per la tua scuderia. Io penso per la mia. Ecco, ma io pensavo succedesse così. Pensavo che adesso, per esempio, a Palermo c'è Italia dei Valori, il Partito Democratico, probabilmente c'è anche il partito di Rigo, si chiama l'amico il collega di Pordenone. Ecco, pensavo succedesse così. Sono due... Pardon, solo per titolo informativo. No, ma è importante anche per chi ci ascolta e capire. Sono due tipi di, chiamiamolo, gruppo di elettorato diverso. Gli iscritti sono quelli che prendono la tessera, eccetera, eccetera. Invece coloro che possono partecipare alle primarie dovrebbero, non sempre si fa, essere iscritti precedentemente nel cosiddetto albo degli elettori, dove comunque si dichiara l'appartenenza, però non è collegato albo degli elettori, cioè albo degli elettori, tutti quelli che hanno compiuto 18 anni, che hanno diritto però dichiari un'appartenenza a una determinata area, è un albo pubblico dove chiunque a questo punto riconosce. Però è vero anche questo, che io conosco delle persone di appartenenza politica diversa, tra l'altro alcuni 5 Stelle, che hanno partecipato alle primarie PD e pur essendo un'altra appartenenza politica per simpatia, sì, per amicizia nei confronti del candidato, perché non dovrebbe essere? Perché non dovrebbe essere, punto, secondo me. Ma perché le primarie, certo come punto, diceva, se suo fratello si candida può anche come essere diceva Rigo di Pordenone, dagli americani copiamo tutte le più grandi nefandezze, probabilmente le primarie le fanno in maniera un po' più le primarie negli Stati Uniti le fanno più o meno, naturalmente, nel senso che esiste la preiscrizione. Negli Stati Uniti, magari le persone non lo sanno, per poter votare devi preiscriverti, mentre sì, ma poi tra l'altro lì ci sono dei controlli abbastanza rigidi, non è che siano tanto, c'è una cosa istituzionalizzata, giustamente lo diceva anche Rigo. Andiamo in pubblicità, così poi torniamo e apriamo un po' il discorso con un servizio per ritornare un po' al tema, tra poco.
Entriamo, io sorrido perché poi i fuori onda sono veramente molto molto piacevoli e spassosi. E allora adesso entriamo nel merito del discorso delle riforme istituzionali, poi vediamo anche quelle elettorali, dei cambiamenti molto importanti. Seguiamo insieme questo contributo tratto dalla RAI. Sulla legge elettorale il cammino è particolarmente ingarbugliato. Tra poche settimane, a maggio, ci sono le amministrative e i partiti vorrebbero attendere questa scadenza. Tra poco più di un anno però ci saranno le politiche e il codice di buona condotta adottato dal Consiglio d'Europa nel 2004 stabilisce che gli elementi fondamentali del diritto elettorale non vengano modificati nell'anno che precede le elezioni. Sarà per questo che appena qualcuno prova a parlare di primo accordo c'è immediatamente qualcun altro che si affretta a smentire. Il modello sarebbe quello tedesco con sbarramento al 5% e un bonus per chi supera l'11%. Puro esercizio di fantasia, non c'è alcun patto PDL-PD terzo polo, afferma l'UDC Adornato, spiegando che il primo obiettivo adesso è l'approvazione di un pacchetto di riforme istituzionali. Riforme dunque, la bozza ha ottenuto un primo via libera bipartisan e dovrà essere presentata alle Camere sotto forma di disegno di legge costituzionale. Taglio dei parlamentari, 508 alla Camera, 254 al Senato, più bassa l'età per essere eletti, deputati a 21 anni, senatori a 35 e si va a votare a 18 anni non solo per la Camera, anche per il Senato. Molti più poteri poi al Premier, che avrà anche il potere di revoca dei ministri. Chissà, forse Berlusconi ci avrebbe fatto almeno un pensierino a dare il ben servito a Giulio Tremonti. E ancora, sfiducia costruttiva. In pratica il Premier può cadere in aula solo se si indica un'alternativa. Fine anche del bicameralismo perfetto con competenze divise tra i due rami del Parlamento. È soltanto l'inizio di un libro ancora tutto da scrivere. Il Presidente del Senato ha già detto però che si tratta di un'ottima premessa. Allora, un libro tutto da scrivere. Allora, chiedo un po', cominciamo stavolta a Bruno Cesare, poi facciamo il giro alla rovescia, intanto potete anche intervenire. Secondo lei può essere riscritto in questo contesto ben preciso, Cesare, no, questo libro e in questi termini? Assolutamente no. Io ho apprezzato il suo prologo, no? Quando lei ha detto ma questo governo di tecnici che non ha votato nessuno, che dal mio punto di vista è sostanzialmente un colpo di Stato, formalmente è del tutto legale, ma politicamente è un colpo di Stato, questo governo tecnico che doveva salvare l'Italia dalla palude del default, come se uno Stato potesse fallire, ma questa è un'altra sciocchezza che ci viene profusa a piene mani. Non falliscono gli Stati, signora Filippini, non falliscono gli Stati, falliscono le aziende. Non esiste nella storia dell'umanità un solo Stato che sia fallito, se non la voi, non voi, tanto cara, ma a qualcuno dei vostri tanto cara Unione Sovietica, che si è sgretolata, ma non è comunque fallita neanche l'Unione Sovietica. Monti, un tecnico, non può permettersi di fare delle modifiche costituzionali o delle modifiche che non sono costituzionali ma così importanti che incidono sulla, lei parlava prima di democrazia, sulla democrazia del nostro Paese, che per esempio per un partito come il nostro vuol dire la morte, perché se non sei presente in Parlamento vuol dire che un partito è destinato a morire. Ma non siamo solo noi, il partito di Rigo, il nostro amico di Pordenone, probabilmente non riuscirà a raggiungere il 5%. E la voce dei comunisti, che io ho sempre riconosciuto come avversari, più che come nemici, ma come avversari, grandissimi avversari, la voce dei comunisti e la voce della destra nel Parlamento italiano sono voci che mancano, se non altro perché arricchiscono il contesto politico. Non si può sentir parlare solo di tecnici, non si può assistere a un Parlamento come lo stiamo vedendo adesso, assistere a sedute del Parlamento dove il 90% e anche più dei membri del Parlamento sono tutti d'accordo pedissequamente su quello che dice e che pontifica un banchiere non eletto da nessuno. È questo che non possiamo accettare. A me non va bene Monti, però facciamo finta che ci vada bene, quando decide di accorpare a Roma la tesoreria degli enti locali. Mi può andare anche bene perché non mi interessa, ma non mi può andare bene un banchiere, non mi può andare bene che Passera decida che noi, la destra per esempio, o che addirittura
l'ex rifondazione comunista stiano fuori dal Parlamento perché lui lo decide, perché l'Unicredit, anzi la Goldman Sachs lo decide, e perché il gruppo Bilderberg lo decide, o perché la Trilateral lo decide. Non esiste. No, aspetti che finisco, cortesemente. No, voglio dire, non è accettabile questo. Voi che vi riempite la bocca a ogni piè sospinto di democrazia, ma vi sembra democrazia sta qua? Uno che cambia le regole democratiche e che non è stato eletto neanche dal suo condominio, se vive in un condominio, neanche a quelle elezioni ha partecipato. Posso far sommessamente notare una cosa, adesso, che questa di cui parliamo... Adesso puoi interrompermi. Grazie. Ho finito. Grazie, troppo buono. Questa cosa di cui stiamo parlando, cioè una bozza di lavoro, non è mica frutto del governo Monti, è la bozza di lavoro sulla quale si stanno, fra virgolette, incontrando, quella parola bruttissima ma che rende l'idea, si chiamano gli Sherpa, cioè gli inviati di tutti i partiti che stanno cercando un tavolo comune attraverso il quale provare a cambiare la legge elettorale. Perché partiamo da un dato di fatto: tutti quanti sostengono, tranne la Lega, che questa legge elettorale fa schifo per le preferenze. E va cambiata. Solo per le preferenze. E va cambiata. Solo per le preferenze. Base di partenza. C'è stata la raccolta di firme per il referendum, ma la Corte di Cassazione ha detto che così com'era non poteva essere presentato quel quesito. Allora, primo problema, va cambiata la legge elettorale. Come si cambia la legge elettorale? E qui ognuno ha la sua proposta, perché il mio partito ha una sua proposta che fra l'altro prevede espressamente il cosiddetto diritto di tribuna, cioè prevede che a tutti i partiti, compresi anche quelli, consentitemi, piccoli, abbiano il proprio rappresentante parlamentare, perché io sono d'accordo su quello che avete detto. Le voci della democrazia vanno rappresentate, perché altrimenti è una mancanza di questo paese. Però si sta andando verso una direzione contraria. Sapere cosa ne pensa Veltroni, che a suo tempo, Veltroni l'africano consumò la delegittimazione della sinistra. Legge depositata dal Partito Democratico. Scusami, detto questo, la legge elettorale non la fa il Partito Democratico, la dovranno fare in Parlamento. L'alternativa è che se non si trova un accordo in Parlamento fra le forze attualmente presenti in Parlamento, voteremo di nuovo con il Porcellum. Io non so quale sia la cosa peggiore. Allora, io credo che la cosa peggiore, scusa, io credo che la cosa... Noi dobbiamo essere grati alla presentatrice, autoressa Cognito, perché ha fatto vedere un servizio estremamente interessante fatto bene dalla RAI, nel quale si diceva, faceva riferimento a quel principio voluto dall'Unione Europea, secondo il quale nell'ultimo anno prima delle elezioni non si dovrebbe toccare né la legge elettorale e a forzioni nemmeno intervenire su proposte o iniziative di riforma costituzionale. Allora siamo già in questa fase, ci teniamo il Porcellum. Ci stanno facendo i tentativi di toccare sia la legge elettorale sia di proporre riforme costituzionali da parte di partiti che, come dicevo prima, nei sondaggi dei cittadini sono al minimo storico da quando esiste questa Repubblica, dal 1948, di consenso. Siamo al 5, 6, massimo 8% di consenso. Non è pensabile che questi soggetti che vivono passivamente in Parlamento un'esperienza di sudditanza politica nei confronti di un governo tecnico che è molto più politico di loro nei provvedimenti che adotta, perché questo governo lo qualificano tutti, a parole ha detto oggi un editorialista del Corriere, tecnico, in realtà è il governo più incisivo politicamente con i suoi provvedimenti dal 1948, perché sta facendo o tentando di fare delle riforme che toccano i diritti fondamentali dei cittadini e che quindi giustifica quella ignavia politica, quella inettitudine al cambiamento che i partiti vivono e che per salvarsi, chiedo scusa, voglio solo finire un concetto. Finisce Morosin, poi passa. Ma è importante questo, i partiti parlano di cose, la riforma elettorale e riforme istituzionali, che consapevolmente sanno che non attueranno mai, perché non ne hanno la forza, perché non ne hanno la credibilità e perché non riescono a far combaciare i loro interessi.
se avessero un minimo di vitalità, di cambiamento, innanzitutto non accetterebbero passivamente provvedimenti di questo governo che incidono nei diritti fondamentali dei cittadini. Oggi stiamo pagando in violazione di principi costituzionali, per esempio quello della capacità contributiva, attraverso un prelievo che è quello, per fare un esempio solo, della benzina, delle tasse che sono contro la persona, perché ci sono delle persone che soffrono oggi nei loro diritti fondamentali. La legalità dello Stato è contro la legittimità del patto sociale. Ecco perché noi vogliamo porre all'attenzione dei cittadini questo. Questo Parlamento deve vergognarsi di azzardare a toccare e la legge elettorale e le riforme costituzionali. Non ha più legittimità. Se avesse coraggio e forza politica dovrebbe intervenire sui provvedimenti del Parlamento e non far passare con la fiducia delle scelte normative come quella, tanto io mi auguro che entriamo, come quella sulla... Dopo ne parliamo, sulla tesoreria. Sulla tesoreria e anche quella sulla commissione di massimo scoperto, sulla quale stanno indietreggiando. È vergognoso. L'argomento, è collegato in tutto. Allora, lei dice non si tocca nell'ultimo anno, sono 4 anni e mezzo che in Parlamento giace, sepolta nei cassetti, una proposta di legge del Movimento 5 Stelle per il Parlamento pulito e la reintroduzione del diritto di preferenza. Lei dice qual è l'alternativa? L'alternativa è che stiano alla larga dalla legge elettorale i partiti e si lasci scegliere ai cittadini un qualche cosa che è un loro diritto definire, come loro vogliono essere presenti nelle istituzioni. Aggiungo un'altra cosa. Quello che adesso ci vengono a sbandierare come un porre rimedio a qualche cosa che a suo tempo ci hanno fatto ingoiare, rischia di diventare non il porcellum, ma il linquame del porcellum, che è pure peggio, perché lo sbarramento, la riduzione del numero dei parlamentari sono tutte forme che riducono l'accesso delle minoranze. Il Movimento 5 Stelle, se diamo credito ai sondaggi, che noi certamente non commissioniamo, al 7% è relativamente al riparo. Ciò non toglie che stiamo molto in guardia da manovre che possono cercare di metterci all'angolo. Scusate, perdonatemi, c'è qualcosa che non capisco, ma non abbiamo detto fino a 30 secondi fa che noi abbiamo una classe politica troppo abbondante per rappresentare questo paese e quindi ha bisogno di essere sfoltita? Allora, come mai improvvisamente la proposta di riduzione dei parlamentari, che è una proposta sulla quale si sono spesi fiumi per coprire il vuoto politico, di inchiostro, adesso non va più bene? Intervengano sui provvedimenti di merito del governo, quelli che toccano gli interessi della gente. Voi avete dimenticato gli interessi dei cittadini. Stiamo parlando State lavorando per voi stessi, questo è il punto. Della legge elettorale. Rigo, cosa ne pensa? Perché poi voi sareste quelli famosi, tra quelli tagliati fuori in una riforma elettorale. Rigo dovrebbe essere tagliato fuori. Sì, adesso la sento. Mi dica? No, cosa ne pensa? Perché lei è presidente del SEL, per cui il SEL non ci sarebbe più, insomma, nella rappresentanza comunque elettorale. Parlamentare. Beh, non è vero? Noi adesso gli argomenti sono due, Monti e legge elettorale. Parto dalla legge elettorale. Noi sicuramente siamo per la riforma di questa legge, tant'è che abbiamo contribuito in maniera molto forte alla raccolta di quel 1.200.000 firme che poi non sono servite a nulla, e questo è anche un fatto direi piuttosto grave. Io sono d'accordo per la riduzione dei parlamentari, se ne è sbandierato questo fatto a destra e a manca, non credo che adesso su questo dobbiamo fare qualche passo indietro, non sarebbe giusto. Certo, il sistema per eccellenza, il più democratico possibile, sarebbe il proporzionale. Questo garantirebbe tutti la presenza anche dei partiti più piccoli. Mi rendo conto che effettivamente comunque questo sistema va cambiato. Innanzitutto il riferimento alle preferenze. Non riesco a capire perché, ad esempio, nei comuni, nelle province, nelle regioni rimane sempre il discorso della preferenza. Non riesco a capire perché nei comuni i sindaci possono rimanere in carica per 2 anni e non possono fare altrettanto, ad esempio, a livello parlamentare. Questa sarebbe l'unica vera grande garanzia di un ricambio della classe politica. Ecco, su queste cose evidentemente non tutti o quasi nessuno vuol ragionarci.
arriviamo, se non altro, a dare la possibilità agli elettori di eleggere direttamente i propri candidati, i propri eletti attraverso le preferenze. Ecco, io credo che questo sia un fatto sicuramente non più procrastinabile. Poi certamente anche la legge elettorale va riformata in un verso o nell'altro, non possiamo andare avanti in questo modo, l'abbiamo contestata, abbiamo detto che non va bene, abbiamo parlato di tutto e di più, fermarci adesso sarebbe veramente un altro passo falso che comunque la gente non ci perdonerebbe. Troppo spesso è stato, a volte anche io credo in maniera ingiusta, puntato il dito contro la classe politica in generale. C'è chi a livello parlamentare fa il proprio dovere, c'è chi invece preferisce fare altre cose e questo ovviamente va comunque tenuto in debita considerazione. Allora, per quanto riguarda assolutamente, no, soltanto che sia un po'... sì, prego, scusi, non volevo interrompere. Ecco, per quanto riguarda il discorso governo Monti, io ad esempio non condivido molte cose che questo governo sta facendo, tuttavia bisogna essere molto chiari anche rispetto a questo dato. L'Italia viene dagli ultimi 18-20 anni circa, dove si sono alternati alla guida del Paese partiti di centro-sinistra, partiti di centrodestra e quant'altro. Nessuno di questi è riuscito a fare qualcosa di serio rispetto alle esigenze di una popolazione che comunque andava verso il terzo millennio. Il governo Prodi perché aveva l'estrema sinistra che non riusciva quindi a portare avanti. Per carità, ma quello non entriamo nel merito, quindi secondo lei va bene, quindi questo è importante un po' la sua espressione di pensiero. Perché con la Lega eccetera. Io l'altro giorno ho incontrato per strada un operaio che mi ha detto guarda, quello che approva Monti quello che fa Monti non approvo quasi nulla, tuttavia almeno qualcosa sta facendo. E io credo che la gente rispetto a questo è molto sensibile. Sì, per cui benissimo. No, ma è importante questo capire appunto. Per cui anche Sinistra e Libertà appoggia Monti, mi pare di capire. No, io non ho detto che appoggia mi pareva Monti, di leggere nel suo intervento cose che non fa Monti. Sto dicendo che prima, soprattutto il centrodestra, ha disastrato l'Italia. No, ma non stia arrabbiarsi, quello l'ho capito io, cioè se io capisco poco. Che un paese non può fallire, non è vero, perché l'Argentina... Ma non stia a dire cose che non conosce, Rico. Ma lasci stare, si limiti a parlare di Sinistra e Libertà. L'Argentina non è fallita, l'Argentina non ha pagato il debito. Io non so chi sia lei. Ma neanche io so chi sia lei, io la chiamo per nome perlomeno. Almeno ho imparato il suo nome. Almeno ho imparato il suo nome che è già qualcosa. Ho imparato il suo nome e per educazione la cito per nome. Non ho mai detto a lei che è di porre nome chi è quello lì, perché sono una persona educata, capisce? Ecco, sono una persona educata. Io mi chiamo Cesare, ma non è importante che sappia come mi chiamo. L'importante è che lei ascolti e soprattutto capisca quello che sto dicendo. L'Argentina non è fallita. L'Argentina non ha pagato in parte o ha ristrutturato. Forse è stato tra quelli che non ha avuto i bon argentini. Ma sono problemi suoi, se lei aveva soldi e voleva speculare con i bon argentini quando era carta straccia. Se l'ha fatto lei, non lo so se l'abbia fatto. L'Argentina ha ristrutturato il debito pubblico. Punto. Uno Stato dei 7.000 anni di storia dell'umanità, uno Stato non è mai tecnicamente, economicamente, finanziariamente fallito. Mai! Neanche la Germania del 1929, quando per comprare un chilo di pane si andava con 3 miliardi di marchi. Non è un'opinione, è un'assoluta verità. Ditemi quale nazione è economicamente e finanziariamente fallita e io vi darò ragione. Citatemene una, dottoressa Cognito. No, devono citarmi una nazione che è fallita. Sì, ma stiamo parlando di cose di cose che sfuggono all'attualità. Signor 5 Stelle. Noi, il mio nome non mi ricordo più il nome, Giovanni. Ma prima si vantava, scusami, io ho detto signor. Eccetto la qualunque e signor 5 Stelle. Ma quello di Palermo come si chiama? Lo sai tu come si chiama? No, ma non dico Ceto la qualunque, abbia pazienza. No, ho detto che assomigliava stamattina a Radio 24, il conduttore Milan, lei l'ha sentita l'intervista, alla fine a Rita Borsellino ha detto ma si è accorta che quel signore Fernandelli assomiglia tantissimo a Cetto la qualunque, per cui le è venuto in mente a quello che assomiglia a Cetto la qualunque. Lei si chiama Giovanni. Lei si chiama Giovanni, no? Sì. Tutto quello che stiamo facendo noi in Italia, cioè Monti ha detto io voglio cambiare il modo di vivere degli italiani. Testuale. E ci riesce. Ci sta rovinando, sta mandando al massacro un popolo, una nazione in nome della finanza.
Noi dobbiamo pagare un debito pubblico che dal mio punto di vista non esiste perché nessuna nazione ha mai saldato il debito pubblico, nessuna nazione l'ha mai saldato. Una nazione non è un'azienda, una nazione è un insieme di persone che deve indebitarsi per produrre economia, per produrre lavoro, per produrre salari, per far lavorare. Ma non posso essere d'accordo con un secessionista, con un indipendentista. Non posso essere d'accordo con Morosini, io ti stimo personalmente. Però dal punto di vista politico sono contrario dalla A alla Z, dall'alfa all'omega di quello che dice. Madonna Dio, perché ci mancherebbe anche altro. Lui è un oratore straordinario che io apprezzo, però quando dice delle cose grossolane bisogna fermarlo con bonarietà e anche con garbo, però anche con estrema determinazione. Dire che gli stati falliscono o non falliscono è una cosa da convegno sul quale io accetto l'invito se lui lo organizza. Dico semplicemente, c'è una parola che anche lui conosce, perché conosce anche lingue straniere, conoscono tutti, che si chiama default, cioè vuol dire fallimento in senso tecnico. Vuol dire che le istituzioni di uno Stato, nel caso dell'Argentina, ormai imminente quella della Grecia, non sono più in grado di far fronte a quelli che sono i debiti che hanno contratto e quindi fanno pagare ai loro cittadini e a chi altro nel mondo ha creduto in quelle istituzioni il debito che non sono in grado. L'Islanda, per esempio, la piccola e democratica Islanda, a un certo punto si è trovata con un debito enorme, ha fatto una scelta politica, ha detto noi non ci riteniamo, noi cittadini islandesi, non ci riteniamo responsabili del debito pubblico che abbiamo fatto, della speculazione anzi che è stata fatta e quindi contestiamo ai nostri due ultimi capi del governo la responsabilità politica. Li hanno incriminati, li hanno anche messi in carcere e hanno detto andatevi in giro per il mondo a chi era creditore, soprattutto il Regno Unito, andatevi a prendere i soldi da quei due signori. E noi hanno detto non paghiamo nessuno. Esatto. Con questo sistema... Così che si fa. Noi faremo la stessa roba in Italia. Questa è una scelta politica estremamente grave e delicata. In quel caso come il momento è grave e delicato, tutto sommato è scivolata via perché l'Islanda è piccola e il debito non era colossale. Ecco. Però quando parliamo di noi non sarebbe la stessa cosa. Scusami, 27.000 euro a testa contro i 32.000 dell'Italia, perché poca differenza, che c'è meno gente. Completo. Diamo anche delle informazioni utili. Per esempio, le banche francesi hanno 300 miliardi del debito pubblico greco. Di questi 300 miliardi... Impossibile, Morosini. Il debito pubblico greco è in tutto 350 miliardi. Vabbè. Il 60% ce l'hanno in mano le banche tedesche. Allora, grossolanamente, quando dici delle cose grossolanamente errate, con garbo ma con determinazione ti correggo. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Caspiterina non può avere la Francia il 50%. La Francia ha 300 miliardi di debito pubblico in Europa, di cui una fetta consistente... Hai detto della Grecia tu. Ho detto della Grecia, ho sbagliato. Allora, di cui... Ma 300 miliardi di debito pubblico europeo, di cui una fetta italiano e una fetta consistente di quello greco. Se non viene a casa dei suoi soldi, vuol dire che i cittadini e coloro i quali hanno comprato questi titoli spazzatura che anche la Francia ha in abbondanza, evidentemente ne pagano le conseguenze. L'Italia è sulla scia dell'esperienza grecia in identiche condizioni, perché quello che accade oggi in Italia, nonostante gli sforzi tecnici di questo governo, è quello che accadeva 6 mesi fa in Grecia. Allora politicamente io credo che questo governo dovrebbe andarsene il prima possibile, perché non siamo in un momento di esercizio della democrazia. Perfetto. Non è un governo tecnico, è un governo pseudotecnico che, come ho detto prima, sta assumendo provvedimenti di rilevanza politica senza precedenti e senza nessun controllo del Parlamento, perché i partiti che sono in questo Parlamento stanno pensando, con tutte le cosette che abbiamo detto prima, solo a riproporre se stesse. Innanzitutto, se ci fosse una riforma vera, al primo posto vorrei vedere la responsabilità generazionale e la impossibilità di ricandidarsi a una prossima legislatura di tutti quelli che sono da 40 anni in politica. Ecco, ma dopo vediamo le tutte cose che abbiamo proposto 4 anni e mezzo fa e nessuno prende in considerazione. Perché i messaggi che arrivano dai telespettatori chiedono delle soluzioni. Quello precedente era illegittimo. Va bene, torniamo poi anche a parlare delle soluzioni. Io vorrei, prima di passare alla pubblicità, cortesemente dalla regia sentiamo questo contributo, così non abbiamo presente la Lega, vediamo cosa ne pensa la Lega nazionale, naturalmente se viene toccata la legge elettorale. Contributo di 30 secondi, poi andiamo in pubblicità.
E guardate che prima che finisse il governo Prodi c'era stato già un accordo tra Veltroni e Berlusconi per fare il bipartitismo, cioè dovevano esserci un partito di centrodestra e un partito di centrosinistra. Quindi a occhio, perché siamo andati, e lo dico anche ai cari alleati, che siamo andati in Piazza Castello, siamo andati in Piazza del Duomo, ma se toccano la legge elettorale per tagliare fuori la Lega, vorrei ricordare loro che c'è anche Piazzale Loreto. Patti chiari, amicizia lunga. Allora, torniamo poi su questo discorso, andiamo in pubblicità. Allora, riprendiamo un po' il nostro discorso, abbiamo fatto il punto della situazione prima della pubblicità, sentendo anche il parere della Lega, Rosanna Filippin. A che proposito? Perché abbiamo parlato di parlava di Piazzale Loreto. Beh, oddio, l'avevo già dimenticato, perché era veramente osceno. L'avevo già rimosso. Un po' il discorso che comunque si è creata una scissione nettissima, una spaccatura PDL-Lega, e che io quello volevo ricondurmi a questo. In questo momento non si è creata sulla questione della legge elettorale la spaccatura fra PDL e Lega. No, però ci troviamo un governo. I cittadini come l'hanno votato inizialmente aveva dentro PDL, Lega e maggioranza, poi c'è un'opposizione, PD, sappiamo tutto quanto. Adesso, come è entrato il governo Monti, noi sappiamo che l'Italia dei Valori è uscita, la Lega è uscita, dopo adesso non mi ricordo esatto, si è strutturato diversamente, allora può fare prendere provvedimenti con delle... Posso dire, poco fa è stato ricordato che c'è, sondaggi alla mano, una scarsa fiducia nei partiti attualmente. Ma proprio sondaggi alla mano, avete visto invece l'indice di fiducia di Monti o oggi su Repubblica quanto sarebbe quotato a proposito di volontà dei cittadini? Ma sono perfettamente d'accordo. 15 fabbricati agricoli. No, torniamo a bomba. Se i sondaggi vanno bene per dire che c'è la fiducia al 5% sui partiti, allora i sondaggi vanno bene anche quando dicono che c'è la fiducia nel governo Monti al 60%, tanto per essere chiari. Se o prendiamo uno o prendiamo... Parli con Morosin che io sono contro i sondaggi, per definizione. Ma anch'io non voglio fare politica attraverso i sondaggi, ma i sondaggi dicono quello che è il sentimento di un popolo. Il sentimento del popolo italiano, indirizzato magari un po', in questo momento, dice sostanzialmente due cose. Che gli interessa che questo paese sia salvato. Secondo, che questo paese ha bisogno di essere profondamente riformato. Ed è vero quello che diceva poco fa l'amico di SEL di Pordenone. È passato nella percezione dei cittadini italiani che questo governo sta prendendo delle decisioni. Ci piacciono o non ci piacciono, non è che le prenda, chi le paga le scelte. Ma anche Stalin prendeva delle decisioni, Filippini. È una cosa assurda quella che stiamo dire. No, è una cosa assurda. Devi preoccuparti di chi le paga le decisioni. Quando metteranno, diglielo ai cittadini del Veneto, scusami, diglielo ai cittadini del Veneto, del Friuli, quando arriverà l'IMU sui fabbricati agricoli, che devono essere separati dai fondi e tassati apposta in una realtà, quella agricola del nostro territorio, che ormai è morente, come morenti sono le istituzioni italiane. Vediamo quando che arrivino queste cose qua. 2 euro è arrivata la benzina adesso, ma dove stiamo andando? Ma vediamo quando sarà il momento, ripeto. Ma vivete in un'altra sfera, nell'iperuranio siete fuori dal tempo dello spazio. I sondaggi dicono, ripeto, che la fiducia nel governo Monti c'è. Secondo, dicono che i partiti o si impegnano per le cose che avete detto poco fa, che non si vogliono, riforme istituzionali e legge elettorale, oppure la fiducia dei cittadini nella democrazia scenderà a capofitto. Ti dico anche un'altra cosa. È un'occasione storica per i partiti, se vogliono riprendere un po' di dignità. Abbiamo commissionato, scusami, Filippini, ti do un'informazione, visto che credi ai sondaggi, li utilizziamo anche noi con molta prudenza. Abbiamo commissionato un sondaggio scientifico e ha detto che i veneti sono favorevoli all'indipendenza, per diventare uno Stato indipendente e sovrano, al 53%. Non mi hanno chiamato, Lui non l'hanno chiamato, mi hanno trovato occupato. Voglio dire, e questo va tenuto conto, sto sentimento. Poi non so che cosa faranno, ma l'orientamento è questo. Nessuno ci crede a questo Stato morente. Quello che dice Morosin è un... Lasciami finire, perché... Hai fatto una pausa lunghina, pensavo avessi finito. Allora io credo che la espressione di fiducia apparente che c'è non è così proprio omogenea come dici, perché io ho visto quelli pubblicati dal Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera, commentati da Mannheimer. C'è molto
abbastanza, ma non ci sono alternative, cioè la gente si sente in un cul-de-sac, in una gabbia, in un punto del quale non vedono l'orizzonte, e quindi piuttosto è tale la sfiducia nei confronti dei partiti che perfino momentaneamente tollerano un Monti, perché non hanno ancora visto e soprattutto non hanno ancora sentito il peso delle manovre che ha annunciato. No, vedrai, non è così. aspetta, Non è così. Sentiamo Monti Giovanni. si sta reggendo sul fatto che centrodestra e centrosinistra sono in coma. Certo. Per questo ha il potere di fare quello che vuole e gli italiani lo devono subire. A proposito di sondaggi, non appena un qualche sondaggio darà un margine di vantaggio all'uno o all'altro, staccheranno la spina con un pretesto e noi saremo nella... saremo liberi di esprimerci democraticamente. Sì, se non avranno fatto l'ennesima legge elettorale truffa, se non avranno ormai raschiato il barile, lasciandoci meglio la peggiore legge elettorale che nessuna legge elettorale. Cioè io non posso pensare di essere governato dai caporioni delle banche più importanti del mondo, quando io non ho votato Berlusconi, ci mancherebbe anche altro, ma se avessi votato Berlusconi, e anche voi che non avete votato Berlusconi, dovevate essere governati da chi è stato eletto dalla maggioranza degli italiani. Hai votato la Sant'Anché, però, no, che poi Berlusconi. Ma non mi ricordo neanche più, ho votato Briatore direttamente io, ho votato per il billionaire. Ecco. Ma voglio dire, questa è la democrazia, Cioè io voto qualcuno, viene eletto e quello governa. Cioè Monti non la conosce nessuno, non l'ha eletto nessuno. Dati di fatto sono spiccioli gli stipendi dei parlamentari italiani a confronto degli stipendi percepiti da decine e migliaia di burocrati statali sparsi in tutta Italia. Anche questo è vero. Cioè io interloquivo la settimana scorsa, dottoressa, con un poliziotto che mi diceva: ma chi è che me lo fa fare? Diceva, star qui con la volante, andare in giro a prendere i delinquenti a 1.450 euro al mese. Ho detto, caspita, il tuo capo guadagna 620.000 euro all'anno. Ho detto, cioè, spartitevi un po' di soldi. Su questi provvedimenti forse il cittadino italiano si aspettava un intervento incisivo. Ma ce l'aveva quello stipendio lì anche quando governava Prodi, più o meno. Ma mica ho detto che abbiamo sistemato l'Italia a quest'ora. Se l'avessimo fatto, ahimè, invece abbiamo commesso più errore noi. Voi avete portato l'Italia sul baratro e Monti sta facendo fare all'Italia un passo in avanti. C'è qualcun altro che ha portato questo paese sul baratro, a proposito ad esempio di conseguenze finanziarie. Siccome l'ha giustamente ricordato poco fa Morosin, che cosa significa non poter pagare il proprio debito. Cosa significa? Ricordo che quando il signor Berlusconi se n'è andato, lo spread era il 575. Ma cosa significa non pagare il debito pubblico? Significa che se non rimborsi gli interessi a quelli che ti hanno prestato il quattrino. E chi sono? E smettono di prestare il quattrini. Ma chi sono questi? Lei lo sa chi sono? Tu non hai più i soldi per pagare gli stipendi. Ma mi scusi, signora Filippi, lei che è persona di specchiata intelligenza. Io volevo dirle, ma lei ha idea? Adesso sei tu che mi stai... Posso darti del tu, non ti anche dispiace? Del voi, se crede. Le chiedo umilmente perdono. Non sto scherzando, Filippi. Ma mi va benissimo il tu, mi va benissimo il tu. Benissimo. Signoria, ricordo, ma lei può darmi del lei, del voi o del tuo a seconda delle circostanze, come meglio preferisce. Forse voi altri non ricordate che da un punto di vista semplicemente civilistico, quando uno non paga i suoi debiti si chiama fallito. Dipende chi è il debitore, però. Dipende chi è il debitore. Si chiama sempre lo stesso modo. Non è fallito. Non è fallito. La giurisprudenza lo definisce insolvente, che è diverso dal fallimento. Ma non è questo il problema. Se tu non hai più i soldi perché il debito pubblico ce l'hai e non ti prestano più i soldi, ma chi è che me li presta i soldi? Ogni credibilità. Chi è che me li presta i soldi? Con che cosa paghi? Signora Filippini, chi è che mi presta i soldi? Chi è che mi presta i soldi, signora Filippini? Quelli che hanno prestato 139 miliardi di euro l'altro giorno alle banche italiane, premendo un tasto a Francoforte e creando dal nulla 139 miliardi di euro per le sole banche italiane. Lei si è mai chiesta, signora Filippini, responsabile regionale del Partito Democratico qui in Veneto, da chi ha dato i 139 miliardi di euro alle banche italiane l'altro giorno? Mario Draghi. Lasci stare, ma chi li ha creati quei soldi? Dove hanno preso quei soldi? Signora Filippini, quello che le sto dicendo non è né di destra, né di sinistra, né di centro, è l'assoluta verità. Li hanno creati dal nulla. Per le banche li creano dal nulla, per gli stati dobbiamo pagarli noi, dobbiamo pagare noi gli interessi al 7%, soldi creati dal nulla. Quando la Banca Centrale Europea
Europea ha acquistato in settembre i titoli di Stato italiani. Il signor Sebastiano Barisoni, lo conosce, che è il più noto giornalista economico d'Italia, ha detto oggi la banca, 1° settembre 2011, c'è la registrazione, c'ho la registrazione, se volete ne discutiamo. Barisoni ha detto, e non è fascista Barisoni, non è del SEL Barisoni, ha detto oggi la Banca Centrale Europea ha comprato 10 miliardi o 5 miliardi, non ricordo la cifra, di titoli di bot decennali italiani. L'ha fatto come? Premendo un tasto e creando denaro virtuale, che non crea inflazione, detto per correttezza discorsiva, perché resta nel circuito bancario. Allora la Banca Centrale Europea preme un tasto, crea dei soldi, compra il nostro debito e noi dobbiamo pagare gli interessi col sudore della nostra fronte, con le nostre tasse, pagando l'IMU e pagando ogni volta che io faccio il pieno della mia macchina. Ci stanno dentro 60 litri, pago 65 euro di tasse allo Stato. Questa è un'altra cosa che dovremmo discutere. Quando Monti, il vostro Monti, vuole dirottare le imposte da dirette e indirette in spregio alla Costituzione e al buon senso, fa pagare le tasse al cassa integrato a 600 euro al mese, le stesse tasse che paga lui che guadagna 1,5 milioni di euro all'anno. E questa è la vostra libertà e giustizia. Questo è un'argomentazione che tiriamolo fuori sta roba qua, signora Filippini. Ma certo. Le tasse indirette, ma su che film? Articolo 53 della Costituzione, la tassazione deve essere progressiva. È totalmente diversa. Vabbè, ma l'appoggiate voi, Monti? Ma è uno dei vostri? È stata una indicazione che è stata data dal Presidente Monti, non è la riforma fiscale. Ma la benzina è comunque una realtà, Filippini. La benzina è una realtà. Bisogna pagare il debito. Non voglio pagarlo il debito io. Non voglio pagarlo il debito io. Gad Lerner, con la prima puntata è l'infedele. Caspita, sarà mica fascista Gad Lerner? Santo Dio o quello che è. Voglio dire, Gad Lerner si è fatto una domanda, l'ha posta agli ascoltatori e ha detto: ma secondo voi è proprio indispensabile pagare il debito pubblico? Rimborsare, ha usato il termine. L'ha detto Gad Lerner che non è un fascista. Nessuno paga più i debiti. I debiti dei privati sono un'altra cosa. I debiti dello Stato sono diversi, Filippini. Ma non stia a fare quella che non fa finta di non sapere le cose. Sentiamo Rigo un attimo, anche perché sennò lo teniamo anche un attimo fuori. Però sostanzialmente c'è un problema. La tassazione indiretta si andrà a toccare anche quella perché l'ha detto, però dopo lo fa. La benzina è un esempio. Non rispetta il principio di progressività che tutti quanti noi comunque conosciamo, perché effettivamente la persona che vive con 950 euro, ce ne sono molte, deve andare a lavorare perché sennò perde il posto di lavoro, ha una difficoltà enorme a fare, non dico il pieno, a fare 10-20 euro di benzina, che stanno aumentando sempre di più. Io resto sconvolta quando sento neanche le associazioni di consumatori, mi sembra che siano sparite e volatilizzate, per quanto poco potere possano avere, non protestino nei confronti di questo, ma anche voi che rappresentate comunque il PD, chi sostiene, chiunque dovrebbe sollevarsi, perché è il principio di sopravvivenza ormai la benzina, non possiamo dire di no, perché non si va a fotovoltaico con la macchina purtroppo. Rigo, sentiamo cosa dice, un po'. No, dopo Filippini assolutamente sì, anche Giovanni, ormai è stato chiamato così. Sto seguendo con molta attenzione questo dibattito che è molto interessante e tra l'altro onestamente sia da una parte o dall'altra emergono cose che possono essere anche giuste. Intanto mi scuso per il signore di prima, evidentemente non conosco ancora i miei colleghi, i personaggi che sono lì, per cui non voleva essere ma è comprensibile, è veramente delocalizzato in una stanza da solo. Tutto tranquillo, è tutto risolto, ci mancherebbe anche altro. È bravo anche a resistere là da solo. Quando parlavamo, è vero, quando si parla di fallimento, non è che il fallimento di uno Stato sia equiparato al fallimento di un'azienda. L'azienda chiude, lo Stato comunque non chiude. E il richiamo comunque al default, come è stato detto precedentemente dal collega che mi ha preceduto, è un dato di fatto, perché noi, facendo parte di una comunità europea, dobbiamo seguire dei parametri che ci vengono imposti, non solamente a noi, a tutti gli Stati che fanno parte della comunità europea. E naturalmente quando poi si parla del default è chiaro che vuol dire che qualcuno di questi non riesce a seguire puntualmente le indicazioni e i parametri ai quali noi siamo assoggettati. Del resto io credo che non solo Monti, il Presidente della Comunità Europea, i vari rappresentanti della stessa eccetera, quando richiamano con preoccupazione a questo, vuol dire che un problema esiste. Prima il collega giustamente diceva l'Argentina è uscita fuori a spese, a grandi sacrifici di questo popolo che sono durati un decennio circa.
Dico, se succede così in Grecia, probabilmente succederà la stessa cosa. All'Italia, dovesse capitare, mi auguro certamente di no, saremo di fronte ad anni e anni di grandi sacrifici. Questa è la verità. Per cui noi dobbiamo comunque seguire dei parametri precisi. Prima mi è stato detto, Sinistra e Libertà è d'accordo con Monti. Non era questo che intendevo dire. Certo che il Presidente del Consiglio precedente era una persona impresentabile, che non poteva neppure avere a questo punto udienza né dalla Merkel né da Sarkozy né tanto meno da Obama, perché questi parlavano solo con il nostro Presidente della Repubblica, ed è chiaro che a questo punto la soluzione Monti è stata una soluzione, ripeto, che non soddisferà molti. Quando si parlava giustamente prima della benzina che va a toccare le persone più deboli, il taglio sulle pensioni soprattutto su quelle più deboli, quando si va addirittura anche a intervenire sulle paghe, sulle professionalità, su tutto eccetera, su questo possiamo anche dire di non essere completamente d'accordo, io questo lo dico senza problemi. Oggi come oggi però siamo in una situazione in cui dobbiamo uscire da un momento di grande difficoltà che è economica e che è anche politica, dopodiché sono convintissimo che questa esperienza terminerà. Mi auguro che possano riavere il ruolo i partiti intesi come tali, mi auguro che possa riprendere il ruolo della politica intesa come espressione più alta che deve rappresentare poi gli interessi di questa nostra nazione, e allora potremo ognuno confrontarci su questo, chi rappresenterà la destra, chi la sinistra, chi il centro, ognuno portando avanti quelle che sono le istanze proprie di una realtà politica. Certo, mi auguro che questo avvenga, perché se così non dovesse essere, veramente il futuro del nostro Paese sarebbe veramente preoccupante. Ecco, per cui noi rappresentiamo una realtà rispettosi di chi ne rappresenta altre, su questo vogliamo confrontarci, su questo vogliamo veramente avere un confronto che sia serio e politicamente forte. Probabilmente riusciremo anche a uscire da questa impasse. Non avrei potuto dirlo meglio, quindi sono ben felice che sia un esponente di un partito. Spero che uno di voi due si preoccupi di ciò, perché voglio dire, non è che siete esattamente lo stesso partito. Le premetto permetto alla collega, mi scusi, permetto alla collega del PD, io posso parlare di un attimo? Sì. Perché lei mi dice sono d'accordo con Sinistra, Libertà, eccetera. Io, come tanti altri, c'ho una storia evidentemente. Io vengo dal Partito Socialista, sono stato sindaco per 12 anni e mezzo del mio comune, ho fatto il consigliere provinciale, quello regionale, l'assessore regionale, sempre del Partito Socialista, quindi rispetto a questo e all'interno di Sinistra e Libertà io mi confronto, ho delle idee, delle posizioni che sono cosiddette, ormai non si usa neanche più questa parola, più propriamente riformiste rispetto ad altre autorevoli e altrettanto valide indicazioni o proposte o quant'altro. Idee. Ecco, su questo io mi confronto però, tante volte posso sembrare moderato anche perché vengo, ripeto, da una tradizione politica ben definita. Gli esponenti di Sinistra e Libertà che sono un attiminino proprio un po' più critici nei confronti di Monti, allora ci meravigliamo. Sono critico anch'io. Io e Morosì, non uso il plurale maiestatis, io e Morosì, noi ci meravigliavamo di ciò. No, ma ci mancherebbe, la conduttrice prima parlava ad esempio della benzina eccetera, certo questo è un fatto molto grave, però per il resto anche bene. La benzina, tutti quanti devono prendere la macchina per andare a lavorare e quindi si insiste sulla benzina e non è giusto questo. No, ma la benzina è un esempio perché poi adesso appunto i 15 giorni come ad esempio sono molto preoccupato sulla faccenda dell'IMU, perché va a insistere, giustamente il collega di prima diceva adesso si intervengono anche sulle abitazioni agricole dove magari ci sono due persone che abitano con abitazioni immense eccetera, se si applicano dei parametri molto precisi, le abitazioni fabbricati rurali intesi come struttura. Questo è il punto. Ma io pensavo ai due pensionati che abbiamo sentito anche l'altra volta al telefono, 600 euro lui, lei 400 euro, una casa grande di campagna e poveretti facendo un calcolo così a due spanne si pagheranno una cifra da paura. Non vivranno più, venderanno la casa, andranno non so, a Vianelli, forse potranno acquistare, io non lo so. Non mi sembra un provvedimento democratico quando possiamo colpire, magari con una veramente mazzata, però si tratta appunto per un breve periodo di tempo, così tutti lo auspichiamo, chi ha un reddito anche di 100.000 euro al mese, già all'anno dico. Va benissimo, una serie patrimoniale probabilmente avrebbe risolto tanti problemi. Facciamo l'IMU, in buona sostanza, è una patrimoniale mascherata perché è una non so se rientra nel suo panel degli argomenti.
tesoreria unica sia anche la commissione massima scoperta. Sì. Monti con nonchalance 2 giorni fa, 3 giorni fa, anzi, ha detto che lui vede il prelievo fiscale attraverso lo strumento dell'aliquota sulle imposte indirette, che vuol dire l'IVA prevalentemente, vuol dire sui consumi, vuol dire colpire la grande massa, perché mangiare bisogna, spostarsi bisogna, vestirsi bisogna, mandare i figli a scuola bisogna, cioè soddisfare le esigenze fondamentali dell'individuo e quindi delle famiglie bisogna, quindi bisogna acquistare. Se tu scegli di fare il prelievo fiscale attraverso l'imposizione indiretta, l'IVA in specie non è l'unica, è chiaro che tu vai a colpire la grande massa e quindi con certezza hai un introito facile. Questo è il punto, ma non rispettoso dei principi costituzionali. Io vibro nella sedia quando penso a queste cose qua. Confermo che sono qua che... È una cosa di una gravità inaudita. Dovreste voi, che siete dei popolari a parole, andare in piazza e dire, in Parlamento non in piazza, avete i numeri per bocciarla sta cosa qua, e invece state facendo retromarcia anche sulle commissioni di massimo scoperto. Sì, è uno dei nostri fondamentalmente, che questo veto stato io sono Veneto Stato, tu sei l'aumento dell'IVA ad esempio, era stato previsto, dopo chiedo scusa, dopo taccio e non parlo più. L'aumento dell'IVA era stato previsto dal governo Bossi, Berlusconi, Tremonti come garanzia di salvaguardia se non fosse andato in porto la cosiddetta riforma della delega assistenziale. Cosa voleva dire? Che dovevano essere tagliati 20 miliardi di detrazione a servizio dei cittadini più deboli. E il governo Bossi, Berlusconi, Tremonti aveva coperto questa clausola dicendo: se non ci riesco a fare la riforma, allora riprendo con l'aumento dell'IVA. Stiamo parlando di questo. Che poi il professor Monti esprima una preferenza per le imposte dirette, problemi suoi al momento. Problemi nostri. Problemi suoi. Nostri della gente. Cosa stai dicendo? Problema nostro. È inaudito sentire questo. Il Parlamento siete voi in Parlamento ad avere la possibilità. Sono problemi nostri, signora Filippi, non problemi. È gravissimo quello che dici. La gente vi punirà, mi auguro. Signora Filippi, quando lei prima parlava che l'IMU è una sorta di... Io aspetto perché... È una sorta di patrimoniale mascherata l'IMU. Sì. Ma mi scusi, mi pare di aver letto che il signor, come lo chiama lei, professor Mario Monti, abbia delle 2 lire in prodotti finanziari, ma non su bot, 11 milioni e mezzo di euro. Paga l'IMU su quegli 11 milioni e mezzo di euro? No, perché ha detto che era una patrimoniale. Mi consenta, ho detto. No, mi consenta, lo diceva il suo avversario. Ma infatti glielo dico per farsi sentire a casa. Ho detto imposta patrimoniale immobiliare, avevo specificato immobiliare, mi perdoni. Io non ho capito. Adesso gliel'ho ricordato. Ormai io chiedo scusa, però non mi sento a mio agio in questo dibattito di disquisizioni sottili. Sono anche un po' grossolane a volte. Adesso ho aspettattato. Sì, scusami. Io ho dato un'occhiata ogni tanto al monitor e penso che stiamo rispondendo poco ai messaggi degli ascoltatori. Io non vedo. Io posso dire che sulla questione del debito mi permetto non di dare soluzioni, ma di porre delle domande. Le domande che raccolgo in internet, le domande che raccolgono ai banchetti e che mi sembrano, con parole molto povere, esattamente assennate, più di quelli che propongono in Parlamento fantomatiche soluzioni. E mi spiego. La prima cosa, ma chiedo scusa, chi lo ha generato il debito? È credibile nel proporre soluzioni che adesso noi dobbiamo pagare? Prima. Seconda cosa, dove è scritto che io devo pagare con soldi veri un debito virtuale? Quello che abbiamo detto. Quello che è stato detto. Terza cosa, prima c'era un messaggio che parlava delle retribuzioni, poi lì abbiamo sviato, no? Quanto i burocrati, eccetera. Allora noi ci dimentichiamo una cosa, che i costi della politica non sono quelli degli stipendi né dei politici, o meglio, sono anche questi, né dei burocrati, ma sono le macchine organizzative. Allora, perché non cominciamo a incidere
sull'organizzazione in maniera significativa. Dopo forse andremo a parlare del problema della tesoreria unica, no? Che costerà ai comuni italiani qualche cosa come 8 miliardi e mezzo oltre all'anno. No, non costa. Non è che vengono trasferiti 8,6 miliardi. Con dei costi che poi andranno a finire grosso modo a 5 euro a cittadino. Sì, ma poi alla fine pagheremo noi. Okay. Sì, ma si fa anche presto a indovinare in Italia. Io sto dicendo, abbiamo delle province che vengono a costare 17 miliardi all'anno, sono dati che ho letto su Sole 24 Ore, voi più esperti di me me li confermate. Io dico, l'unica riforma seria che poteva fare questo governo non è stata fatta. Quale? Quella di abolire le province. Però vedi... Veramente ti sei sbagliato? No, voleva, ma no, non l'ha fatta. Non l'ha fatta. No, però signora Filippini, però torniamo al prologo. Un governo tecnico messo lì perché è acclarato l'incapacità manifesta dei politici che noi abbiamo eletto e che continuiamo a pagare, che è quella la farsa, no? Cioè oltre le beffe il danno, noi continuiamo a pagare 1000 persone, per dire, 1 migliaio di persone che si sono manifestamente dimostrati incapaci di governare e incapaci di fare l'opposizione, perché se un governo cade dovrebbe riprendere in mano la situazione l'opposizione in un paese normale, no? In un paese normale. Nel nostro paese Berlusconi ha detto io mi tiro fuori, l'opposizione ha detto ci tiriamo fuori anche noi per non essere da meno. Chi mandiamo lì? Un banchiere che farà gli interessi, ovviamente sappiamo di chi. Scusami Endrizzi, io volevo dirti che non è pensabile che un governo, per rifarmi al prologo che io sposo, no la signora, sposo il suo prologo ovviamente. No, perché magari voglio dire, io no, lei merita di meglio, lo so. Scusa, andiamo fuori tema, sto Morosin vibra sulla sedia e mi dà delle scose. No, ma scusa Endrizzi, non può un governo del genere, prendere delle decisioni così, cioè epocali. Un governo che non è stato eletto da nessuno, ma che ci è stato imposto, come diceva la dottoressa Cognito, ci è stato imposto dalla Banca Centrale Europea. Ma è precedente, allora prima Rigo diceva che è assolutamente comprensibile quello che ha detto. Cioè il nostro presidente precedente Berlusconi era inviso ai potenti del mondo, non poteva andare dalla Merkel, testuale, non poteva andare da Sarkozy, non poteva andare da Obama. Io dico da Putin, meglio, però Rigo si è dimenticato di dire, mi scusi Rigo se la cito, ma è quello che ha detto lei, si è dimenticato di dire che Berlusconi era stato eletto dalla maggioranza degli italiani, volente o nolente. Certo. È questa la realtà. Monti non è stato eletto da nessuno. Corrado Passera, signora Filippini, mi consenta anche lei, ecco. Corrado Passera, quando era amministratore delegato di Banca Intesa, lei, nonostante voi del Partito Democratico abbiate degli orizzonti immensi, avrebbe mai pensato che Corrado Passera sarebbe diventato il ministro dello sviluppo economico della nostra nazione? Onestamente, l'avrebbe mai pensato? È incredibile, no, ma è incredibile. Sì, ma a parte sostenuto, ma chi è che avrebbe pensato una nefandezza del genere? Ve lo dice uno che con la democrazia non ha grandissima dimestichezza, molto onestamente, no? Però la democrazia è stata calpestata, triturata qui in Italia, e questa è la realtà. E voi che difendete un governo che non ha nulla di democratico, voi con il vostro nome, se mi concede, è abbastanza bizzarro. Ma quel governo, il consenso in Parlamento l'ha avuto, sì o no? Ho detto che formalmente è democratico, ma sostanzialmente l'ha detto poco fa, è stato votato dai cittadini italiani. No? Signora Filippini, non è stato votato. All'inizio ho detto che formalmente il governo è legale, il governo è legittimo, formalmente ci mancherebbe anche altro, ma sostanzialmente, ma l'ho riconosciuto anche alle 9:40 quando ho detto formalmente è legittimo, politicamente no, politicamente no. Aiuto, dai. Morosie, ma è pro bono però. Abbiamo detto che questo è un Presidente del Consiglio imposto dall'Europa. In realtà l'intervento di espropriazione della sovranità dello Stato italiano era già partito in modo conclamato, ufficiale, scritto con la lettera del 5 di agosto, col precedente governo che almeno era stato investito di un consenso popolare. Io non dimenticherò mai, perché non ho visto reazioni adeguate sul piano politico. Scusami Filippi, che con quella lettera gli hanno detto al governo di allora Berlusconi cosa doveva fare.
come lo doveva fare con decreto legge per l'urgenza, entro quando lo doveva fare, al 30 di settembre, tanto per ricordare ai telespettatori. E nessuno di quelli che erano all'opposizione allora, se non per mera speculazione, perché il loro obiettivo era solo che cadesse Berlusconi, si è stracciato le vesti e ha detto qui bisogna pensare a qualcosa. Oggi, all'epoca, scusami, e vengo alla valutazione politica, poi che finisco. Berlusconi riconoscesse che lo Stato italiano era in gravissima difficoltà, altro che non aver fatto. L'osservazione politica, sono quel che ho detto, non ha senso. Se a luglio del 2011 ancora prometteva lo chiedevate tutti i giorni, i cieli verdi, i cieli azzurri. Sei una signora elegante, fammi finire. Voi puntavate alle elezioni, chiedevate elezioni in quel momento. Oggi che la situazione è più grave, che l'esproprio della democrazia, perché siamo passati dal deficit pubblico al deficit democratico, voi siete conniventi con quella realtà che prima vi faceva invocare le elezioni. Oggi siete solidali a sostenere a danno dei cittadini delle misure inaccettabili. Ci sarà tra poco la gente nelle piazze che vi spazza, vi ramazza via. Vedremo. Noi non crediamo più a chi sta facendo la melina, e non parlatemi per cortesia di riforme elettorali e costituzionali che non andranno mai in porto. Non ci sono neanche i tempi tecnici per la doppia votazione, per carità. Saranno i cittadini italiani a stabilire liberamente da chi vorranno essere governati. Quando? Nel 2013. Però il PD mi sembra e ce ne saranno una buona parte che saranno chiamati a votare anche fra poco più di 2 mesi, il 6-7 Stiamo parlando maggio. di governo nazionale. Zaia non l'ha commissariato nessuno, anche se magari... Però fino adesso... Ecco, no, ci sta, dobbiamo andare in pubblicità adesso, poi torniamo sul discorso e vediamo anche altri aspetti. Un attimo solo, pochi minuti. Allora, per restare un po' nei nostri temi, vediamo anche di affrontare il discorso della tesoreria unica che rientra tra queste prese di posizione molto decise. Abbiamo visto che comunque Zaia si è espresso in un certo modo, Orsoni che comunque è una manifestazione del PD di Venezia. Anche lui ha detto non toccate i soldi del comune perché altrimenti... Insomma, ognuno ha detto la sua. Noi adesso, non avendo appunto la rappresentanza, sentiamo un contributo da Telepadania di Zaia e dell'onorevole Paolo Franco, lo commentiamo appunto insieme dopo. Laude alla decisione del presidente della regione Veneto Luca Zaia e del senatore Paolo Franco di presentare ricorso al TAR e di diffidare il proprio tesoriere a trasferire le risorse della regione alla tesoreria unica nazionale in base al decreto sulle liberalizzazioni. Questo è un altro modo di malversare gli enti locali. Cosa ha fatto il governo? Vuole appropriarsi delle tesorerie degli enti locali, comuni, province e regioni, e portarsene nella tesoreria dello Stato. L'articolo 119 della Costituzione dice che comuni, province e regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, quindi il provvedimento del governo è incostituzionale. Bene ha fatto il presidente Zaia a ricorrere, a organizzare la nostra regione, il Veneto, io sono veneto e spero lo facciano anche le altre regioni, in modo da reagire a questa prepotenza dello Stato centrale. Sulla stessa linea il presidente della provincia di Treviso, il leghista Leonardo Muraro, che giocando d'anticipo sulla disposizione del governo con una delibera approvata dalla Giunta, il presidente trevigiano ha deciso di investire tutti i fondi giacenti nella tesoreria della provincia, 30 milioni di euro, in titoli di Stato, di fatto impedendo che siano trasferiti nella capitale. Anche questa è una provocazione che dovrebbe essere presa in considerazione da altri presidenti di provincia? Sì, perché bisogna reagire con qualsiasi strumento, legittimo e democratico naturalmente, contro chi vuole portarci via i soldi. Questi ultimi mesi, se io parlavamo di IMU, di altre imposte, 11 miliardi di euro che dagli enti locali con maggiori costi per i cittadini e per le imprese dell'IMU che passano alle casse di Roma. Quindi vuol dire davvero che ogni reazione democratica è legittima contro questi soprusi. Allora, comunque il servizio era del 29 febbraio di quest'anno, oggi la notizia che non si transige sulla tesoreria unica. Filippini. Allora, premesso che la misura sulla tesoreria unica è una misura che in Parlamento il mio partito ha provato a cambiare, era una delle questioni delicate. Mi permetto semplicemente di fare una piccola sottolineatura parlando del mio caso, cioè del mio comune.
Noi abbiamo comune da 45.000 abitanti, bilancio di spesa corrente di circa 37 milioni, vuol dire che spendiamo 37 milioni di euro più gli investimenti, sono più o meno un'altra decina di milioni l'anno. Il trasferimento dei soldi dalla banca che li gestiva, dove erano depositati, facciamo nome e cognome, Unicredit, alla tesoreria centrale, comporterà per il mio comune un danno di 10.000 euro l'anno. Cioè, i soldi non vengono tolti agli enti locali, semplicemente anziché restare all'interno di una banca che ti dà un certo interesse, quindi sei contenta, ti dà un no, non sono contenta, però non è nemmeno quella catastrofe che qualcun altro vorrebbe far dipingere. Sì, hai valutato i tempi che ci saranno per i pagamenti? Sì, anche questi. Secondo te tutto andrà bene? Il dirigente del nostro comune, appena oggi pomeriggio vengo dalla giunta, ha detto che non ci saranno nemmeno problemi di tempi. Non è quello, secondo me, il problema principale per gli enti locali. E da assessore dico che il problema principale per gli enti locali, e su questo sì vorrei che il mio partito a livello nazionale facesse la battaglia, è la revisione del patto di stabilità, perché quella liquidità è nelle casse degli enti locali, perché gli enti locali buoni, virtuosi, non possono spenderli. Qui è il grosso problema, perché la provincia di Treviso, poco fa è stato ricordato, ha 80 miliardi nelle casse. Non è mica... 80 milioni forse. Così, scusa. Che sono bravi però, insomma, così. Chiedo umilmente perdono, è stato un errore. Refuso, 80 milioni di euro nelle casse. Non dovrebbe averceli, dovrebbero essere fatte le opere pubbliche. Questo è il vero problema degli enti locali. Allora, ci concentriamo sulle cose vere. La battaglia, a mio giudizio, più che sulla tesoreria, che è grave, ma non è il problema principale, è sul patto di sono d'accordo con lei. Vabbè, questo senza due indirizzi. No, ma anche se... per me bisogna ricollocare la questione in un quadro più ampio. Il problema di questa misura è che è orizzontale, penalizza in misura non, come si può dire, pertinente, uguale e quindi non equa, i comuni virtuosi e quelli invece magari più allegri nella gestione delle finanze. Allora questo non incentiva il merito e per questo per me è un problema. Altra cosa, le situazioni di liquidità che si possono venire a creare, io adesso non voglio addentrarmi in questioni tecniche perché non è il mio campo, però così a spanne potrebbero creare situazioni poco chiare, poco diciamo anche trasparenti, facilitando magari accordi pubblico-privato laddove magari l'ente pubblico non arriva a finanziarsi con risorse proprie e sappiamo bene quale sciagura sono i project. Esatto, per cui siamo un po' preoccupati dello scenario che si verrà a creare. Come al solito ai cittadini sfugge, come si può dire, l'orizzonte e tutta una serie di criteri di scelta che stanno dietro le quinte. Noi su questo pretendiamo più trasparenza. Un attimo solo, dopo do la parola anche a Cesare. C'è una telefonata mi pare, pronto? Sono Vittorio, sono coordinatore di Veneto Stato di Preganziol. Sì, prego. Intanto il mio appoggio morosimo ovviamente, sempre e comunque. E niente, io telefono perché sono allibito, io così anche sul posto di lavoro sono riuscito a, come dire, a convertire una decina di leghisti. Questo per me è una grande vittoria perché finalmente c'è anche qualcuno che ha aperto gli occhi un po' sulla nostra situazione. E niente, sono stupito che vedo ancora che nonostante questa regione che è una vacca da mungere fino all'ultima goccia di latte, c'è ancora qualcuno che crede nella nostra nazione, in questa Italia. Adesso a marzo ci saranno le nuove addizionali IRPEF e le buste paghe faranno ridere. Voglio vedere chi continuerà ancora a dire bravo Monti. Quindi io sto appoggiando fino alla morte il Veneto Stato, anche se ero un leghista, convinto. Io ho contribuito a mandare Zaia alla regione, ma la nostra regione non ha niente che rispecchi un governo leghista, anzi proprio la nostra regione è il Costa Concordia, lo sbando, stiamo andando verso uno scoglio
e prima o dopo lo becchiamo, e quando andremo a fondo allora qualcuno dirà cacchio, ma perché non abbiamo preso la scialuppa di Veneto Stato? Allora lì rideremo. Grazie, buonasera. Grazie Cesano. I cittadini veneti a deciderlo. Liberamente e democraticamente. Un intervento che è abbastanza drammatico nel senso proprio semantico del termine, no? Non che rasenti il dramma, è che è proprio un'affermazione profonda di questo ascoltatore, cioè voglio dire, noi dovremmo prendere la scialuppa di Veneto Stato. A parte che magari non ci stiamo neanche tutti. La facciamo più grande dopo. La facciamo più grande. Però per tornare ad argomenti secondo me meno faceti, quello che diceva prima la signora Filippi e Endrizzi è che in Italia, anche se io sono per uno Stato centralista, perché ricordo che il debito pubblico, il famoso debito pubblico che non esiste, ma che voi pensate che esista, che noi dovremmo rimborsare, è iniziato nella sua drammaticità, questa sì drammaticità, è iniziato nel 1970. Prima era un debito pubblico fisiologico, al pari di tutti gli altri paesi del mondo occidentale. Nel 1970 è iniziato a galoppare. E cosa è successo nel 1970? È iniziato un processo, fra virgolette, federalista dell'Italia. Sono nate le regioni. Quando si è data la sussidiarietà ai vari enti locali, è lì che è cominciata la tragedia di questa nostra nazione. Io credo in questa nazione, sono un nazionalista, mi spiace per il tuo amico lì. Io credo che sia una nazione veneta, quindi ci mancherebbe, ecco. No, mi piaceva anche sottolinearlo, sono italiano, la mia carta di identità anche nella tua c'è scritto Repubblica Italiana, vabbè, comunque questa è una... La mia è scritto Unione Europea. Sì, vabbè, d'accordo, tu hai... Io più lontano, non sono provinciale. No, tu hai delle amicizie che io non ho, io ho ancora quelle lì di carta. Vabbè, la sussidiarietà è quella che ha portato allo sfacelo di questa nostra nazione, per cui io, paradossalmente, sono favorevole a questa tesoreria centrale voluta dal governo, lasciamo stare che sia stato Monti a volerla, perché io ritengo che i soldi debbano essere tenuti in un posto controllato e che debbano essere elargiti con oculatezza e con parsimonia, anche se quello che sto dicendo io e quello che ha fatto Monti è contrario a quella che è la... Stasera mi trovo in dissonanza solo su questo punto, ma stai andando pesantemente nell'errore, dopo cerco di aiutarti. Io cerco di trovare, come Saul sulla via di Damasco, poi troverò l'illuminazione di Morosini, però mi chiamo ancora Saul e non ancora Paolo. Ecco, voglio dire che secondo me il principio di sussidiarietà che viene calpestato, ed è un principio costituzionale di questo Stato, che viene calpestato da questa norma che centralizza, è assolutamente sbagliato da un punto di vista di legittimità, però politicamente per me è corretto, perché dovrebbe essere lo Stato centrale a pagare tutto, perché io ricordo anche a Morosini, quando non c'era la sanità gestita dalle regioni, che è la maggiore spesa che ha lo Stato italiano in assoluto come nazione, una siringa, faccio l'esempio della siringa, veniva comprata da Roma sia per la Valle d'Aosta e costava 100 lire, sia per la Sicilia e costava sempre 100 lire. Probabilmente se l'avessimo comprata a Belluno o a Treviso o a Bassano, quella siringa sarebbe costata 80 lire, avremmo avuto un risparmio. Però in Sicilia non sarebbe costata 2.000 lire, nel Lazio non sarebbe costata 3.000 lire. Io penso che un acquisto centralizzato, una spesa centralizzata, porti a una gestione migliore delle risorse. Io sono nazionalista. Dio ci salvi da questo centralismo che vede un uomo di destra, peraltro molto, molto schierato, e una donna di sinistra con grandi responsabilità uniti in un centralismo che io, con riguardo alla tesoreria, valuto in modo veramente preoccupato e scandalizzato per due brevi considerazioni. La prima, che... Sì, siamo in chiusura. Sì, ma ci vedo 30 secondi. La prima è che questo provvedimento è palesemente incostituzionale, perché il 119 della Costituzione, se la Costituzione, anche per chi è in Parlamento italiano, ha ancora un senso, è palesemente violato, perché dice che i comuni, le regioni e le province hanno autonomia di entrata e di spesa, quindi è una norma incostituzionale, e se di principi costituzionali ne facciamo carta straccia, vabbè, qualcuno si assumerà la responsabilità. La seconda osservazione, dottoressa, è di merito. Ma le tesorerie comunali e regionali funzionavano male, chiedo io?
era una delle poche cose che funzionava decentemente, perché avevano anche dei benefici collaterali, non bisogna dimenticarli, perché quasi tutti gli enti locali, evidentemente escluso Bassano, hanno evidenziato, per esempio c'erano vantaggi per i dipendenti, c'erano vantaggi per i cittadini, perché le banche, pur di avere l'onore di avere la tesoreria del loro comune, offrivano condizioni assai vantaggiose, estese anche a una serie di soggetti che oggi ne sono beneficiati. Per converso, qual è il vantaggio? Che è una cosa che funzionava. Io mi vergogno a pensare che uno Stato disperato sul letto di morte vada a toccare un istituto come quello delle tesorerie comunali che funzionava, una delle poche cose che funzionava. Forse per il Sud a questo punto. Perché nessuno, allora lo facciano per il Sud, allora facciano il federalismo e intervengano sulle cose che non funzionano. Nel Veneto è stato inutile, devastante, dannoso e sarà foriero di disastri, perché io chiedo l'altro aspetto: perché è stata centralizzata e lo Stato ha avuto il bisogno di prendersi i soldi e portarseli a Roma se ha solo una custodia di questi soldi? È perché quei soldi, contrariamente, servono per garantire ulteriormente il debito pubblico. Quindi quando ci sarà non il fallimento, lui dice il default o l'insolvenza, quei soldi saranno ulteriormente a rischio di essere utilizzati per pagare il debito pubblico. Per intanto sono bloccati dal patto di stabilità, questo è vero, quello che diceva. Allora, voglio dire, per piacere. Intanto sono bloccati. Il problema gli interessi, quel discorso era gli interessi, che è un po' di monetini, cioè un po' di gruzzoletto fornivano anche la non solo Veneto. gli interessi, perché attraverso questa, diciamo, vicinanza con come clienti, diciamo, della banca, il comune e le amministrazioni pubbliche avevano la possibilità di spuntare una serie di altri vantaggi che andrebbero perduti. Ripeto, la soluzione non può non tener conto del fatto che va premiato il merito e controllato, eventualmente anche sanzionato, chi invece non rispetta i vincoli. Il premio, cioè la virtuosità, è collegata alla revisione del patto di stabilità. Lì, mi permetto, Morosì, deve essere la vera, autentica battaglia. Ma su questo se lo aspettano tutti, perché in questo momento, cioè la sussidiarietà di cui parlava prima. Una battuta anche a Rigo, perché siamo proprio in chiusura. Mi dispiace, sono nazionalista, credo nel mio paese. Siete centralisti, siete. Rigo, Pordenone. Ma siamo rovinati. Dica la battuta di chiusura. Sì, certo. La prossima volta, se usate la cortesia, mi invitate in studio, così almeno... Volentieri, le facciamo fare la strada, ma viene qui, sì, certo. No, io fondamentalmente concordo con quanto diceva la Filippin sul discorso della tesoreria. In effetti, la tesoreria che cos'è? Molti comuni, proprio nel rispetto anche del patto di stabilità, che sono d'accordo anch'io, va comunque rivisto rispetto alle situazioni di oggi, avevano questo cosiddetto tesoretto, no? Che molte volte era poi riferito anche a finanziamenti di opere pubbliche, eccetera, che però ancora non erano iniziate oppure per vari motivi non erano sfociate ancora nelle realizzazioni vere e proprie. Vabbè, dopo loro, certo, i comuni rispetto a questo, con le tesorerie magari vicine, oltre ad avere, e qui sono d'accordo, oltre ad avere, diciamo così, gli interessi sui depositi, avevano anche condizioni di favore rispetto, diciamo, agli istituti che poi custodivano questo tesoretto. Quindi il problema è questo fondamentalmente. Lo Stato, i soldi non è, almeno mi auguro, che rimangano comunque dei comuni, ovviamente si sta appropriando di quelli che erano i benefici che i comuni potevano ricavare da questo. Certo, e qui dicevo prima, sono d'accordo con la Filippin, va comunque rivisto, io mi auguro che questo venga fatto, il patto di stabilità, perché altrimenti anche noi. togliere la tesoreria e contemporaneamente lasciare fermi si blocca tutto, quando comunque si blocca un sistema. Senza dubbio grossi problemi per i comuni, ecco, questo assolutamente. Dobbiamo chiudere perché proprio abbiamo terminato il tempo. Oltre a tutti gli altri problemi che hanno i comuni in questo momento. Infatti, oltre al resto, assolutamente. Ma non ne parleremo in un prossimo appuntamento, magari con i sindaci. Guardi, siamo arrivati al termine, abbiamo già sforato abbondantemente. Io devo ringraziarla di aver partecipato. Rigo, grazie alla Filippine, sei stata qui con noi. Grazie a Giovanni Endrizzi, Bruno Cesare, Alessio Morosini, a voi telespettatori di aver partecipato. Faremo un altro incontro perché poi naturalmente ci sono ancora tantissime cose da dire e parleremo magari anche in un confronto con altri esponenti politici, perché poi giustamente ci mancava la Lega, non era presente, PDL, insomma vediamo di creare anche l'UDC, ma che ne dica Bruno Cesare.
non è passato UDC, vero? Non viene da un passato di UDC. No. Assolutamente, ecco, quindi non conosciamo le esperienze politiche passate, comunque no. Grazie ancora, appuntamento come sempre domani alle 12:40, arrivederci. Buonanotte.